Il progetto Farfalla Nuoro e lo Judo Yamarashi hanno presentato un viaggio nelle diversità. La diversità è uno dei valori fondamentali del nostro secolo. La diversità è colore, cultura, ricchezza, scambio, crescita, necessità e fa parte della storia di ogni persona. Presso la casa vescovile di Solotti, nello splendido scenario del Monte Ortobene a Nuoro, ieri abbiamo vissuto una giornata davvero particolare. L'iniziativa è stata un momento di confronto e crescita che parte dal racconto di esperienze professionali e di vita di persone che in modi diversi e in diversi ambiti continuano a sostenere il valore della diversità e dell'inclusione. Atleti e allenatori olimpici, dirigenti sportivi, genitori e operatori socioculturali hanno offerto degli spunti per un piacevole scambio di opinioni con il pubblico presente. Il tutto è stato accompagnato dalle note e dalle parole del gruppo musicale Umaniora, impegnato da sempre a livello internazionale nella lotta a tutte le forme di discriminazione. Sono intervenuti Roberto Tamanti, responsabile tecnico della nazionale di judo, Antonio Esposito, campione del mondo judo juniores, e Denis Braidotti, responsabile tecnico del Judo Camp. Nanni Sale ai nostri microfoni ha presentato l'evento e poi la serata si è conclusa con l'esibizione del gruppo Umaniora. Davvero una bella giornata, davvero una giornata di quelle che ci fa riavvicinare a tutte quelle che sono le problematiche che sono legate all'inclusione dei diversamente abili. Insieme a Nanni Sale e nella location che ha accompagnato tutti questi ragazzi della Sardegna e non solo nel progetto Farfalla. Grazie intanto dell'invito. Sì, prego. Raccontaci un pochino com'è andata questo stage, perché di vero stage si tratta, allargato, perché chiaramente non è solo per i normodotati, ma soprattutto abbiamo la rappresentanza degli ipovedenti e dei non vedenti. Sì, è andata molto bene, è un camp integrato, intanto è il primo camp integrato che fanno in tutta Italia, perché siamo riusciti a coniugare, no, tramite il judo le due essenzialità della vita, no, che appunto sono le diversità. L'uomo è bello proprio perché è diverso e abbiamo cavalcato il judo proprio come un qualcosa che ha unito questi due mondi che così li vedono, no? Quando non si fa un qualcosa insieme. E integrazione alla base? Integrazione alla base intanto, però soprattutto un modo di vivere diverso ma alla fine uguale. I ragazzi erano ospiti qua della struttura, sita in Nuoro, una location davvero incredibile. Guarda in camera e adesso noi andremo a vedere un pochino di tecniche d'allenamento e quant'altro, giusto per dare come posso dire, anche una gratificazione oltretutto a voi per quello che avete fatto, per farli stare insieme, vivere insieme, la quotidianità, il dividere esperienze a tutto tondo, insomma credo che sia già di per sé la base, no, di questo progetto. Certo, la location ha aiutato molto questo discorso, anche perché è stata scelta apposta un qualcosa che non avesse niente, come si può dire, di comfort o niente di costruito, ma i ragazzi si sono dovuti veramente adoperare e impegnarsi soprattutto, no, a far sì che tutto funzionasse bene, andando a farsi le camere insieme, i letti, il dividere il cibo, lavare i bagni, quindi le pulizie proprio della casa stessa. Una delle cose più belle che abbiamo fatto è stato quello appunto di vietare l'uso dei telefonini, no? E questo ha fatto sì che i ragazzi iniziassero a comunicare così un po' come facevamo noi quando eravamo giovani. Ricominciamo a parlare, no, piuttosto a messaggiare. Sì, infatti, ma soprattutto a riconoscerci, che è la cosa più bella, forse è stata la scoperta più importante dei ragazzi, è quello di essersi riconosciuti e non dietro un telefono, ma appunto sta iniziando l'allenamento. Grazie a Nanni Sale naturalmente e buon lavoro. Sì, grazie.